Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 8 giugno, andremo a conoscere un altro edicolante e torneremo nuovamente a Gemona. Ma prima di partire andiamo a vedere che cosa titola questa settimana il Friuli. Partiamo da un discorso caro a molti, perché parliamo di sanità. La stiamo perdendo, fate presto. Pesante bocciatura da un autorevole osservatorio in merito ovviamente alla nostra sanità regionale, i suggerimenti dei professionisti e i consigli al nuovo assessore. Ecco qui, sanità regionale bocciata in 6 materie. L'Istituto Sant'Anna di Pisa ha messo sotto la lente il nostro sistema e ha individuato cosa funziona e in cosa dobbiamo ancora migliorare. Copertura vaccinale, siamo in netto miglioramento, però è tra le insufficienze. Qui vedete appunto lo specchietto che riporta i bocciati e i promossi. E poi di anno in anno diciamo un bilancio. Nel 2017 abbiamo tirato i remi in barca e qui c'è una fotografia a tinte forti della nostra sanità. Nella pagina successiva invece Valentina Viviani ha parlato con Dino Trento, segretario regionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. I medici insomma di famiglia sono in prima linea quando si parla di sanità, però dicono non tutta la riforma tedesca è da buttare. Per aggiustare il tiro l'importante è valorizzare le peculiarità delle diverse zone della nostra regione, quindi una salute a misura di territorio. E poi focus anche sulla situazione degli infermieri in carenza d'ossigeno, perché sono pochi, sono stressati, e qui appunto l'analisi e l'allarme del Nursind. A pagina 9 invece una storia molto bella, da grande farò il maniscalco, a raccontarla Alessandro Chioit, che ama i cavalli fin da bambino, per anni ha seguito da vicino il lavoro di Chili e Ferrava e oggi percorre la regione con un furgone officina in compagnia del suo Jack Russell, che qui vedete al suo fianco, il fido collaboratore. E poi un'importante novità, le cronache spesso ci raccontano appunto di asili oppure di case di riposo dove la violenza la fa da padrona, e allora ecco qua, Grande Fratello presto in asilo. Il ripetersi di maltrattamenti in materne, case di riposo e il cambio di maggioranza in regione rendono probabile nei prossimi mesi l'approvazione della legge che impone telecamere a circuito chiuso in centinaia di strutture, e quindi insomma si potrà tramite la videosorveglianza si potrebbe controllare cosa succede nelle strutture appunto, ed evitare magari episodi come quelli di cui spesso vi siamo costretti a darvi notizia. Saltiamo direttamente alla pagina degli spettacoli, perché insomma si parla di Europa, l'Europa che verrà ponti e non muri. Siamo a Mittelfest che ritorna alle origini con il nuovo corso del regista bosniaco Aris Pazovic, che guarda soprattutto alla generazione dei millennials, che ha visioni nuove e sa usare temi e mezzi sia locali che globali. E poi abbiamo Alla ricerca delle cicatrici sui luoghi della Grande Guerra. Il personaggio, in questo caso si parla di Marta Riservato, interprete dello spettacolo Sulla nuda pelle, rassegna di teatro itinerante sui luoghi della Grande Guerra. Inaugura alla Galleria Sagittaria di Pordenone sabato 9 questa mostra dedicata alle foto che sembrano un quadro. Si parla di un linguaggio visivo tra i più diffusi negli ultimi 2 secoli, icone, classici e contaminazioni nelle opere di ben 56 artisti. Su tutti spicca sicuramente l'icona di Marilyn Monroe di Andy Warhol, che qui vedete, e poi ci sono tante altre opere. Adesso però ci mettiamo in marcia, andiamo a Gemona a conoscere un nuovo edicolante. Venite con noi. Siamo arrivati a Gemona in una giornata piovosissima e insomma come al solito. Come al solito, sì. Però Gemona non smette di essere una città molto affascinante, molto bella, e l'edicola di Denise Morgante, che diciamo è in tutt'uno in un edificio con un bar, che però sono 2 attività a sé stante, si trova proprio nel centro storico della città, insomma. Sì, certo. Io sono Denise e gestisco l'edicola da sempre. Dunque la mia edicola è molto vecchia, nel senso che ha iniziato mia nonna moltissimi anni fa, più di 100 anni fa. Quindi è un'attività di famiglia che si è tramandata. Poi mia mamma, e poi adesso ci sono io. Prima il bar avevamo il bar e l'edicola tutto insieme. Poi quando i miei sono andati in pensione io mi sono tenuta l'attività. Abbiamo diviso, abbiamo fatto un ingresso unico per le 2 attività
però separatamente. Quindi insomma si può venire a prendere il giornale, poi accomodarsi di là e bere un buon caffè. Dicevamo Gemona, città molto bella che ovviamente non possiamo non parlare, non ricordare il terremoto, è rinata e si è ricostruito ed è se possibile ancora più bella. Io ho un ricordo della Gemona di prima del terremoto e sono legata ai posti di prima. Chiaro, per me è come abitare in un altro posto. Nonostante si sia ricostruito praticamente quasi com'era, insomma. No, Gemona è bella, chiaro, però il ricordo della mia infanzia è quello della Gemona di prima. Però sì, mi piace. Il ricordo del terremoto comunque un segno che si porta addosso. Sì, è un ricordo molto, molto presente, nonostante siano passati più di 40 anni, però è un ricordo molto presente per tutti noi che abbiamo vissuto sia quella sera che la Gemona di prima. Allora, di Gemona si sente parlare negli ultimi tempi non solo per il terremoto, ma anche perché c'è una scrittrice, Ilaria Tuti, che è nata a Gemona, vive a Gemona ed è diventata una scrittrice molto affermata a livello nazionale, perché insomma il suo libro è stato ristampato diverse volte, Fiori sopra l'inferno, che poi racconta insomma un po' i nostri posti. Sì, racconta i nostri posti e lei è molto brava, io il libro l'ho letto, mi è piaciuto molto. La conosco, è una ragazza molto semplice e sono molto contenta che abbia avuto il successo che si meritava, perché sì, il libro è veramente avvincente. Senta, invece una domanda un po' più seria, visto che questa settimana il Friuli dedica la copertina alla sanità e alle cose, insomma abbiamo dato un po' i voti, pagella, bocciato e quello che c'è di buono, c'è una nuova amministrazione, si prospettano all'orizzonte, diciamo quantomeno la possibilità di cambiamenti. Gemona è sicuramente uno dei poli ospedalieri che è stato penalizzato dalle riforme. Sì, Gemona purtroppo l'ospedale è stato declassato e questo sì, non è stato positivo perché comunque era una bella struttura. Speriamo che in futuro si possa recuperare questo nostro ospedale. Non lo so, sono abbastanza scettica. Questa settimana sul Friuli si parla di sanità, diamo i voti a quella che è stata la riforma, cosa c'è che non va e cosa è invece stato promosso della situazione diciamo ospedaliera attuale. Naturalmente ci sono tante problematiche. Gemona ha pagato politicamente le scelte della regione sia delle passate amministrazioni e in particolare dell'ultima amministrazione regionale, che ha portato al nostro ospedale, che lo ricordiamo è l'unico ospedale antisismico della regione, per trasformarlo in un poliambulatorio cronicario come intendeva farlo la Presidente Serracchiani. Poi negli anni, con le varie giunte regionali di tutti i colori, fra l'altro, ci sono stati continuamente dei tagli ai servizi, alle funzioni, trasformandolo in presidio ospedaliero per la salute. Per la mia breve esperienza con Gemona, visto che io non abito qua, abito vicino a Udine, quindi ovviamente faccio più capo alle strutture che ho vicino a casa mia. Per quanto riguarda Gemona, diciamo una struttura ripeto, di cui non mi posso lamentare. Ho letto comunque che ci sono stati dei problemi, sicuramente penso ci sia più un discorso burocratico che altro e che si possa migliorare in generale l'approccio del paziente medio diciamo, verso la sanità friulana, questo sì, anche in termini dei tempi di attesa medi per visite anche banali, che da quanto ho sentito insomma, ci sono dei tempi di attesa molto 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 lunghi e quindi sicuramente quello è un tasto abbastanza dolente che secondo me andrebbe migliorato. Ecco. Lei invece è gemonese di nascita, ha vissuto fino a 18 anni. Poi sono partito come militare di carriera in aeronautica. Però poi una volta andato in pensione ha detto torno a casa. Torno all'ovile. E com'è stato tornare nella giornata? Molto diversa, purtroppo anche il centro storico che è morto, tanti negozi chiusi, non è bello così. Però la comunità com'è invece, a parte dei commercianti eccetera? Ho ritrovato i vecchi amici, però non è più quell'amicizia di una volta, perché io i veri amici ce l'ho in Piemonte, perché ho fatto 40 anni là. Però il richiamo delle radici insomma è stato più forte. Le Furlan.
Lei cosa ne pensa di Gemona? Si è trasformata negli anni, secondo lei? Indubbiamente il terremoto ha obbligato a una trasformazione profonda che è sotto gli occhi di tutti. In effetti, come diceva l'amico, il centro storico soffre, langue, perché il commercio si è spostato sulla statale 13 e qui sono rimasti solo i negozi di prossimità, quelli che servono fondamentalmente ai residenti. Anche se bisogna dire che pochi lo sanno, il centro storico ha più abitanti adesso rispetto al 76. Yvonne, siamo nel bar che sorge praticamente, insomma, a fianco all'edicola, e qui, insomma, la nostra attenzione è stata attirata da questa foto. Spiegaci un po'. Questa foto risale agli anni 80 ed è qui perché uno dei componenti dei giocatori è stato il mio compagno, per cui Dane Lutti, che ha militato nelle giovanili, ha esordito negli anni 80 con l'Udinese in Serie A, addirittura contro il Milan, e ha giocato con Zico per un breve periodo, dopodiché lui è stato trasferito, e per cui questo è un ricordo degli anni che erano. Di un Udinese anche che, insomma, non c'è più, insomma, questo tipo di squadra. Udinese che non c'è più questo tipo di squadra. In questi anni qua abbiamo avuto dei grandi campioni, ne abbiamo avuti anche negli anni successivi, speriamo di averne nei prossimi anni, che questa squadra ci torni a dare delle soddisfazioni e che porti con onore i colori bianco e neri che ci rappresentano. Allora, grazie a Denise Morgante per averci accolto nella sua edicola e della chiacchierata. Grazie a voi, è stato un piacere. Anche nostro, in bocca al lupo. Edicola Friuli torna venerdì prossimo, sempre qui a Telefriuli alle 18:40. Ciao!